I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video. È particolare questo video. Innanzitutto voglio dirvi, nei commenti mi chiedete spesso: Kai, perché non fai vendetta? Fai vendetta a quelli là che sono in Lega Leggenda, tipo sto Akab qua che è Lega, vediamo se, ecco, c'ha lo scudo attivo. Ragazzi, ho fatto proprio una sorta di esperimento e ho capito che la vendetta è veramente impossibile da 3006. Da 3006 in su è quasi impossibile. Vi spiego anche naturalmente il perché. Ho avuto anche la prova effettiva. Allora, qualche giorno fa, forse 2 settimane, avevo attaccato un ragazzo, un player italiano, e sto player italiano stava nel clan, ce l'ho nei preferiti, nei made in YouTube. Ora se lo becco anche. Allora, vediamo dov'è sto ragazzo qua, non lo vedo più. Oh mio Dio, è sparito, non c'è. Vabbè, il ragazzo in questione ah, eccolo qua. Stiamo parlando di lui. Lui è Maurizio, probabilmente, mi sa che era anche questa qua la difesa con cui ho fellato. Probabilmente l'avevo attaccato con Barch quando ero ancora a 3006 o 3008 e ho fellato miserabilmente, purtroppo ho fellato. E sto qua fa: Kai, potrei farti vendetta, farti 30%, così ti do scudo e ti regalo copie. Ho detto: sì, mi piace questa idea. Perciò ieri sera ci siamo messi d'accordo. Lui era venuto nel mio clan e mi sono tolto lo scudo e la guardia, e probabilmente sono uscito e ho detto: appena esco tu attaccami. E ragazzi, l'abbiamo provato 2 volte. La prima volta non mi ha attaccato nessuno, perciò sono rientrato nel clan dopo 5 minuti. Ho detto, praticamente ero sotto il tavolo così. Oh mio Dio, spero che mi attacchi lui. Invece non mi ha attaccato nessuno la prima volta. Perciò sono rientrato nel clan. Le ho detto: come mai non mi hai attaccato? E lui mi ha detto che probabilmente il mio villaggio diceva che era ancora online. Ho detto: come? Sono uscito e ho tolto anche Clash da background, perché ero ancora online. Perciò l'ho provato la seconda volta. La seconda volta, ragazzi, non mi ha attaccato lui. Mi ha attaccato un Nakab dei Arabia Champions. Primi al mondo, insomma. Migliori clan. Attualmente abbiamo i cinesi in classifica mondiale. Dove ci sono gli Arabian Champions? Non li vedo proprio. Ecco che questi Arab Champions sono classificati come 62esimi come clan in tutto il mondo e sono solamente in 31. Perciò complimenti, cioè figa, niente da dire. Allora, questo ragazzo qua ha quasi fillato. Mamma mia, se fillava, ragazzi, come godevo. Praticamente facevo più 35, più 40, cose allucinanti. Allora, innanzitutto mi mette di spaccamuro per farmi saltare il muro, ma c'avevo la trappola a scatto, perciò sono volati via tutti. Avevo anche ben 700.000 di oro, insomma, grandi guadagni a costi facili. Allora, mette un assalto qua, mette anche un altro assalto qua, siamo ben 2. Ora metterà, mi sembra, un altro assalto. Apriti, ecco, mette anche un altro assalto. Ben 3 pozioni salto e aveva anche 4 pozioni terremoto e una furia e 0 pozioni in gelo. E ho detto: bah, figa, sto qua mi apre tutto, letteralmente mi apre veramente il villaggio. Ho detto: figa, madonna, sono già morto. Ci ho sperato. Lo stavo guardando in live con miei zii, ero appena tornato dalla montagna, ero là: figa, fammi vincere sta difesa, mamma mia. Guardate, era un fail. Praticamente stavo girando tutto, gli eroi non sono entrati, i maghi non sono entrati. Vabbè che la regina è mezza entrata, ma alla fine non è che ha fatto così chissà che tanto. Ecco ragazzi, il golem. Il golem in difesa sembra non fare niente, però è non so, ovviamente è un asso nella manica. Uno non se lo aspetterebbe mai un golem. Ha così tanto di vita e dà così tanto fastidio. Ecco, gli eroi hanno girato. Purtroppo hai eroi a 40 e il nuovo eroe al 20 e il 50% era proprio scontato. Se avessi gemmato tutte le torrette dello stregone, anche l'arco X, probabilmente avrei potuto fare un 49. Ecco, in questo caso, se avevo anche l'altra torretta dello stregone, mi aiutava veramente tantissimo. Non mi distruggeva una miniera
Akab. Morto, è morta la sua regina, ha fatto probabilmente 50 di culo e qua abbiamo anche la sua streghetta del cavolo, perciò devo perfezionare qua, non devo farmi beccare dai punti morti e avevo ancora il suo re al 20. Sto ragazzo qua ha rischiato tantissimo, penso che stava già bestemmiando in arabo in qualche maniera e era tipo, oh mio Dio, se perdo con sto cinese sono un Akab! E fa un culo alla fine, ha vinto. Maledetto. Mi ha fatto 55%. E mi ha preso anche 3 coppe, non sono poche. Allora, da questa cosa che ho voluto fare con Maurizio, ho capito che le vendette sono impossibili, soprattutto in leghe alte come la Titano 2, veramente impossibili. Molti me lo avevano già detto in chat dicendo ok, è impossibile che ti attacchino perché danno la precedenza a coloro che stanno già 3 ore in ricerca. Io là... non mi costa niente provare, vabbè, se perdo, se mi fanno 30 mi incazzo, però se mi fanno meno 5, meno 6, alla fine ci sta, dai, alla fine è un'esperienza che si fa. Perciò ragazzi, come al solito, massimo supporto, ora vi faccio vedere gli attacchi in live e dopo se riesco vi faccio vedere anche una difesa, praticamente se mi attaccano, perché ora mi mancano 29 minuti e mi mettono in pausa personale. E qua abbiamo ancora gli eroi che praticamente tra 2 minuti saranno svegli. E nel castello mi tengo il golem. E spero ragazzi di vincere. Vediamo da quante difese che non vinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, un più 30 ci sta. Sono 6 difese che non vinco. Fatemene vincere una a sto punto. Innanzitutto ragazzi, mi sono rotto di cercare. Ho cercato stavolta veramente un'ora almeno. Un'ora e mezza. E praticamente ci ha aperto questo villaggio che facciamo? La tocchiamo a sto punto, madonna. Allora, golem qua, spacca, un po' di... no, c'era il mortaio, non l'ho visto, spacca, perfetto, attack, un altro qua. Golem centrale, i maghetti dietro, la pozione salto qua. Minchia, boia. Bella pozione furia, eroi, tac. Ora dovremo... perché non ho la terremoto? Why, baby so cry. Da. Torre inferno. Da, madonna. Dai, distruggi sto cannone che mi dà mucho fastidio. Ok, la regina sta per... oh, ancora la pozione furia, ragazzi. Non l'avevo ancora vista. E forse devo metterla un pochino più a sinistra, così prendevo anche il mio king, che tra poco muore. Minchia, fratello, se faccio una stella qua sono coglione. Ma parecchio coglione anche. Non poco, ma tanto, cioè. Figa. Qua mi fa incazzare. Porta tazza, vacca tazzazza, tomare. Tomare uomo, dai, prendi sto town hall. Ma sì, avrò preso, sì no, 2 coppe qua. No, aspetta, me ne ha fatti 4. Ok, questo dovrebbe essere il secondo attacco in live. Come fare su questo villaggio? Già lo odio, figa. Torre inferno singola qua, perciò dobbiamo attaccare di qua. Pam! Madonna, guarda sto qua con la bandiera dei pirati, piena di big money. Allora, perfetto, spaccato tutto. Spacchiamo i coglioni. Tac. Spacchiamo i coglioni, mettiamo una bella pozione di salto. Tac, una bella veleno. Sì, streghetta del cavolo, veramente. Minchia, fratello. No, fratello. Entra al centro del villaggio, per favore. Che qua io Madonna, tutte le volte mi dimentico di farmi donare la pozione terremoto. Ok. Abilità del nuovo eroe ora. Ok, ragazzi, qua mi imbestialisco. Ok, attivato. Geliamo qua. Il town hall è mio, ragazzi. Quasi, penso, spero.
Ma la seconda stella mi risulta difficile perché ho già attivato le abilità dei miei eroi. Se ho culo, se ho culo. No, 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 non ho culo. Figa. Ah. Figa. Cagna schifosa. Cannone al 2, il cannone al 2 cambia tutto veramente. Guardate se saete che tira giù, sembrano non fare danno, ma hanno 300 di danno e sono veramente troppi, troppi, troppi. E le coppe sono sempre troppo poche. Ragazzi, prima di andare offline ho pensato di germarmi in questo arco X perché nella difesa precedente, se avevo questo arco X attivo, potevo forse magari anche vincerla. Perciò speriamo bene, ce la gemmiamo in buona fede. Dato che abbiamo anche tante risorse, ci gemmiamo anche... Ah, ok. Prendiamo solo le risorse. Madonna, quante risorse qua non prese, ragazzi. Tacte, tacte, tacte. No, no, quella non ce la gemmiamo. Allora, ci gemmiamo anche l'arco X a livello 4, così sono abbastanza più forti rispetto a prima. Ok, 3, 2, 1, va, via, 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 gemme, gemme, gemme. Sono già 7000 gemme. Mamma mia, io muoro. E vabbè, abbiamo anche un po'... Ho una vaga voglia di gemmarlo. Ah! Vuoi terminare il potenziamento? Non so se gemmarlo sì o no. Sono dubbioso ora, ragazzi. Cazzo. Figa, jamming, jamming, cioè gemmiamo tutto. Dopo mi dovrò fare un'altra ricarica di gemme per arrivare a leggenda ora. Ci gemmiamo anche questa, senza gli eroi, senza il nuovo re al 20 e senza le difese maxate. Probabilmente ora mi mancano solamente i cosi, i stregoni, e dopo avrò una difesa veramente al top. Ora andiamo offline e speriamo che qualcuno ci attacchi prima possibile. Non vogliono attaccarmi. Finché non vado in pausa personale non vogliono attaccarmi, madonna. Purtroppo, anche con i 20 minuti che mi restavano ancora per giocare, nessuno mi ha attaccato nonostante io non avessi né lo scudo né la guardia, perciò ora sono in pausa personale e non posso guardare l'attacco, cioè la mia difesa in live, perché mi succede sempre. Non ho guardato, ragazzi, non ho guardato. Fanculo, meno 7, guardiamolo in live. Oh, per fortuna. Porca puttana, non aveva neanche tante coppie più di me, mi ha fatto solamente una stella per fortuna. Madonna. Ecco, quando vado in difesa mi beccano quelli che hanno quasi le mie stesse coppe, e quando io vado a cercare non trovo mai quelli che hanno le mie stesse coppie. Questo mi fa arrabbiare veramente tantissimo. Una cosa che Supercell dovrebbe riparare. Allora, sì, dai, metti la pozione salto. Ok. Penetra. Ecco, ragazzi, qua se non avessi gemmato l'arco X era probabile che mi faceva anche la seconda stella. Ah, Valkyrie. Ah, che cazzo te ne fai delle Valkyrie? Minchia, avevo un golem. Non faceva niente il golem contro le Valkyrie. Qua mi steccano. Il mio re a 40 è morto. Bah. E il suo a 40 sta facendo il giro. Che Akab. E mi gela qua. Ok, ha finito le pozioni in gelo. Ah, il golem ha dato tanto fastidio perché sono rimasti qua tanto a lungo, ragazzi. Beh, niente male, sinceramente. Il nuovo eroe alla fine mi ha steccato, ha reso immuni i miei colpi dei miei mortai, cioè dei miei cosi, del mio cannone falcone e della mia torre inferno, perciò aia. La sua regina al 40, no, quanto la odio. Se la mia torre inferno la beccava subito, mamma mia, forse perdeva anche, cazzo. Che sfigi, raga. Ah, qua pensava, voleva farmi più di una stella. Invece, perché non prendi il Gran Guardiano? Forse è troppo lontano. Bah, sinceramente non ha fatto un attacco chissà da che cosa.
anche perché sono stato fortunato, perché il mio cannone Falcone mi ha difeso benissimo qua, praticamente ha distrutto tantissimo la vita dei suoi golem, che mi hanno portato a farli un mezzo fail. Per quanto riguarda la classifica in Italia, ragazzi, sta diventando sempre più difficile, l'asticella dell'eccellenza si alza sempre di più ogni giorno, ma penso per il prossimo episodio spero di arrivarci. Attualmente sono 208 in tutta Italia e mancano 10 coppe per entrare nella classifica. Perciò, ragazzi, massimo supporto anche per questo video, like e commento. Noi ci vediamo per la prossima Road to Legenda.